Per il movimento fuoristradistico sardo e per l'Architano Mountain Bike Club, il trofeo Gentilis è stato un vero successo. La prima delle 9 prove di campionato regionale cross country, tenutasi a Guspini, ha registrato un avvio di stagione molto positivo. Circa 280 i forti bikers al via con la prestigiosa presenza del Giant Italia Team. Fra gli atleti capitanati dal direttore sportivo Gianfranco Bechis, Francesco Grillo e Diego Rosa erano regolarmente iscritti, mentre Ivan Alvarez Gutierrez e Brian Falaschi erano presenti in qualità di ospiti. Il percorso, ricavato all'interno del Parco Gentilis, presentava passaggi tecnici, veloci single track, salite e discese impegnative. 2 i tracciati. Per le categorie giovanili, le prime a partire, il percorso era di 3.500 metri, mentre le restanti categorie hanno dovuto affrontare 7 chilometri. La vittoria assoluta della 15ª edizione del trofeo è stata conquistata dal piemontese Diego Rosa del Giant Italia Team, con un ritmo decisamente superiore agli altri bikers. Grazie mille, saluto tutti. Il tracciato è divertentissimo, molto tecnico e è ottimale per iniziare la stagione. Questa è la prima gara dell'anno per noi, siamo venuti già a provarlo diverse volte in settimana come allenamento e l'abbiamo usato come ultimo allenamento prima della prima gara internazionale. È andata molto bello, bel percorso divertente in discesa, duro in salita. Complimenti agli organizzatori. Voi siete qua da diverso tempo, come hai trovato la Sardegna e i suoi percorsi? Sì, siamo qua da ormai 3 settimane, dopodomani purtroppo dobbiamo andare via, che domenica inizierà la stagione, e un posto bellissimo con una temperatura che è l'ideale. Peccato per il vento che ogni tanto dà un po' noia in bici, però è davvero bello, il percorso è bellissimo, e soprattutto nell'entroterra che noi giriamo, andiamo a cercare un po' di salita, è davvero bello. Sul secondo gradino del podio il biker di Asuni Pietro Sarai della piscina Irgas 3C. Terzo assoluto Alberto Olla del gruppo sportivo Giorgione Zierese Carrera, non ancora in perfette condizioni. La gara è andata molto bene, molto tecnica, molto scivolosa agli ultimi giri, perché una volta che passano i corridori la terra si sbriciola e diventa molto scivolosa. Comunque molto bella, sono soddisfatto anche per la vittoria, non pensavo che facevo questo risultato dopo ho fatto il campionato sardo di ciclocross. Nella categoria Elite Master Sport ha primeggiato Antonangelo Pala dell'Architano Mountain Bike Club. Alle sue spalle Alessandro Simula dell'MTB Progetto Sport e Rino Cabras del gruppo sportivo Runner. Dopo i 3 giri previsti, il narcarese Andrea Tocco e l'atleta di Nugis Alessio Diana del gruppo sportivo Giorgione Zierese Carrera hanno occupato i primi 2 gradini del podio nella categoria Junior. Medaglia di bronzo per Manuel Floris del gruppo sportivo Montemolas. Podio targato Architano Mountain Bike Club nella categoria allievi primo anno. Hanno chiuso nell'ordine il bravo Valerio Azzori, Ignazio Concu e Alessio Zedda. È un bel percorso tecnico, quest'anno è cambiato perché da 3 km si percorrevano 3 giri. È abbastanza bello quest'anno perché è più veloce, i single track sono più tecnici. Ringraziamenti? Ringrazio la mia squadra, i miei genitori e tutti i miei fedeli. Marco Serpi del gruppo sportivo Giorgione Zierese Carrera si è imposto fra gli allievi secondo anno. Secondo e terzo posto per Marco Concas della Taxus Bacata e Davide Garau dell'Architano Mountain Bike Club. Nella categoria esordienti primo anno, medaglia d'oro per Jonathan Mamusi della Mountain Bike Seniori. Seconda piazza per Ivano Garau dell'Architano e terzo classificato Giovanni Piana della Mountain Bike Seniori. Costantino Gaspa dell'MTB Seniori ha fatto sua la categoria esordienti secondo anno.
A seguire, nell'ordine, Filippo Coni dell'Ossidiana Bike e Marco Concas della Taxus Bacata. Fra le donne giovani, successo per Sofia Nugis dell'Ossidiana Bike, seguita da Simona Cossu dell'MTB Seniori e da Giorgia Falchi dell'Architano. Nella categoria Donne Master, la medaglia d'oro è andata alla campionessa in carica Valerie Dosci dell'Architano. Alle sue spalle Silvia Caria della SC Arcidano e Anna Celia Creus del Campo, appartenente al gruppo sportivo Runner. Per una prima prova, come ogni inizio stagione, è molto difficile, ma non solo perché è la prima, ma perché è stato un percorso che è stato progettato difficile, molto difficile, e poi non è che si può addormentare sugli allori, perché la ragazza che stava dietro di me è brava, sta migliorando molto per il suo secondo anno, dunque è stato difficile.